tre. Buonasera, buon pomeriggio e buongiorno. Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in questa doppietta, in questa direttissima con Hildegard e Marietto Veneziano. Buongiorno. Bene, facciamo questa diretta proprio perché ho ricevuto delle domande in PVT su WhatsApp di gente che insomma un pochettino non spaventata, ma leggendo questi falsi profeti sui vari social è un pochettino traballante, le ginocchia traballante. Allora ho chiesto a Hildegard se in via tutto eccezionale ci dà una mano e una lettura di questa prospettiva che ci sta aspettando in questi giorni. Hilde, vuoi aggiungere qualcosa, cara? Nulla di particolare, nel senso che stiamo comunque assistendo a restrizioni, poi apparenti momenti di miglioramento. Dunque siamo un po' così sul chi vive, vediamo un po' come vanno le cose. Intanto abbiamo alcuni saluti, Claudia e Coletta, buongiorno anche a voi. Ciao Claudia, ciao Nicoletta? No, Coletta. Ciao Coletta, ciao dal Marietto Veneziano. Bene, allora Hilde, io prendo subito Olga, buongiorno. Sì, buongiorno Olga, buongiorno. Hilde, io prendo subito l'occasione al balzo per chiederti se fai una stesa, no? Per il muro che stai facendo tu alla sera sul canale di Noi siamo un bel gruppo che ringrazio tantissimo per aver sposato questo progetto, per l'impegno col quale lo stanno portando avanti, veramente è una cosa che fa tanto piacere, anche perché probabilmente tutti si stanno rendendo conto della situazione paradossale, surreale che stiamo vivendo, dunque si sentono chiamati a fare qualcosa. Dal momento che dal punto di vista cabalistico gli insegnamenti cabalistici ci invitano a rispettare comunque non solo il piano divino nei confronti di un'esistenza, ma a non interferire, dunque ci limitiamo a chiedere o a costruire comunque volontariamente una protezione, poi ovviamente ci affidiamo alla divina provvidenza. Comunque questo, insomma, volevo specificarlo. Che ne dici Marietto di questa cosa? Io sono felicissimo di questa tua iniziativa, ho già provato col pendolino e vedo che il muro si sta consolidando, ma voglio anche invitare altre persone che sono magari le prime volte che ci vedono, che si incontrano sul web, di unirsi a noi, di unirsi nel gruppo degli arcieri Bertoldini. Ripeto, è gratuito, quindi si può entrare senza nessun tipo di tassa, di sovrattasse, di balzelli, insomma, perché sappiamo che nello stivale le tasse sono quasi una moda, non mancano, fa venire chiunque. Vuoi ricordare dove siamo, su che gruppo siamo, Hilde? Allora, è il gruppo Magici Arcieri Bertoldini su Telegram, ci incontriamo comunque tutti i lunedì tra le 20:30 e le 21:30 per condividere lezioni e anche piccole pillole o insegnamenti in materia di esoterismo, dunque abbiamo parlato già di molte cose, però da quando è cominciato il progetto anche tutte le sere alle 9, proprio per 5-10 minuti, il tempo dei saluti, di fare questa meditazione per rafforzare il muro e per salutarci e darci appuntamento il giorno dopo, tutte le sere alle 9. Sempre sul gruppo Telegram. Bene, detto questo Marietto, io sono pronta con le sibille. Allora, ecco, sì, fai una stesa tanto. Sì, vediamo un pochettino come procede il muro di fuoco che stiamo. Allora, vedete, ancora è giovane, abbiamo la carta della giovane fanciulla e il messaggero, però dunque la comunicazione continua è già una cosa positiva. Vediamo un po'. Ecco, anche qui la prima carta è quella del bambino. Sì, andrà benissimo, assolutamente. Partiamo ovviamente con proprio un nuovo inizio, proprio qualcosa di
delicato che va assolutamente accudito e nutrito, dunque qualcosa che, come stiamo già facendo, dobbiamo rafforzare e accudire quotidianamente. Certo, nasce sull'onda di qualche preoccupazione, abbiamo la carta della malinconia, abbiamo la carta dei tormenti, ma con determinazione, come vuole la carta del militare, riusciremo a portare un cambiamento. Questo è un cambiamento alla chetichella, è un cambiamento occulto, perché qui abbiamo il ladro che non agisce mai in modo da essere visto, dunque tutto quello che non viene visto è occulto, ok? E noi lo dobbiamo leggere in questo caso per adattarlo alla domanda che abbiamo fatto. Stiamo effettivamente operando non in maniera, non stiamo andando a costruire un muro con le nostre mani, ma lo facciamo con lo psichismo, dunque è una cosa occulta, sta avvenendo una trasformazione, un cambiamento del quale avremo notifica e notizia presto, molto presto, perché questo è nella linea del presente, cioè proprio nei prossimi giorni. Devo dire che mi segnalano un nemico, le Sibille, sì, qualcuno che ha già agito, purtroppo, perché mentre la carta del nemico, che qui comunque non c'è in questa stesa, la carta del nemico segnala sempre un nemico che tenta un approccio, tenta di fare un danno, ma non sempre ci riesce e in genere ha a che fare con l'entourage dell'interrogante e del consultante. Quando vediamo la nemica, ora ve la mostro così vedete anche la differenza fra quella carta e questa, la nemica già si toglie la maschera e si sta allontanando dal luogo che era il luogo della sua aggressione, cioè ha già compiuto un fatto. Dunque in questo momento noi ci accorgeremo che qualcuno ci ha già colpiti, ok? Però l'esito è più che favorevole per noi, c'è proprio un cambiamento di posizione. La carta dell'amica, l'amore e la carta della superbia, in questo caso è da sola, dunque offre la protezione. E la chiusura di questa stesa è altamente incoraggiante perché abbiamo il buon affare, l'amante, l'omaggio di preziosi e il sacerdote. Dunque qui si tratta di continuare con fede, con fiducia, perché stiamo avendo i nostri risultati. Li vedremo di sicuro. Bene, io sono contenta, questa stesa era veramente incoraggiante. Sì, ma anche chiacchierina, ne ha detto. Chiacchierina. Bene, ci ha svelato molte cose, ma poi anche un'altra cosa, perché ultimamente vedo sul web, nei social chiaramente, dei falsi profeti, cioè gente che sai, quando c'è grande tensione, sentono di questa paura, questa mancanza di fiducia nelle persone, arrivano e per fare audience incominciano a raccontare: taglieranno l'elettricità, taglieranno il web, taglieranno la telefonia, taglieranno il sole, insomma vogliono tagliare tutto, no? Prima si stava tutti bene, adesso a 3 settimane incominciano a tagliare tutto. Secondo me sono dei portatori di sventura, anche perché se è vero quello che dicono, che vogliono fare un semicolpo di stato interno, deep state, che poi noi lo sappiamo perché il vostro Marietto ve l'ha già detto, che negli Stati Uniti fondamentalmente il deep state è tedesco e quindi la Germania ce l'abbiamo in Europa, quindi non penso che ci siano grandi pericoli da parte di deep state. Però voglio dire, questi suonatori di piffero che giocano sulla mancanza di conoscenza dei nostri iscritti, no? Che sono un pochettino così, un po' sbilanciati, ma tu con le Sibille puoi vedere qualcosa per i prossimi giorni, Hilde? Fammi una domanda più precisa, cosa Ecco, devo vedere? allora sento questa fantasia che vogliono tagliare internet 3 giorni Ok. per fare questo. Sì, sì, Cioè, ora ho capito la tua che domanda, va già col bene. pendolino ho visto che è una buttata di quelle tanto per fare iscritti, audience e quant'altro. Ormai la gente pur di vendersi racconta. Sensazionalismo, sì. Esatto, sì, esatto, no? Allora, Ma visto che vediamo se c'è un fondamento o comunque che prospettive abbiamo per i prossimi giorni in base al tipo di carte, cerchiamo di capire se effettivamente andiamo incontro a qualcosa di problematico oppure no. Nel bene. caso in cui viene fuori qualcosa di problematico, vado a dedurre che magari un minimo di fondamento, quelle notizie anche un po' allarmanti abbiano comunque un che di realistico, altrimenti se invece vedo che abbiamo carte positive, tranquille,
non mi agiterei più di tanto. Vediamo, ok? Perfetto. Sì. Grazie Ilde, anche perché voglio ripeterlo, la Ilde dal mio punto di vista è una delle migliori sibillologhe italiane. Grazie Marietto. No, Allora, è vero, è vero, è vero, è vero. qui devo dirti che già al taglio si parla di notizie, ma di qualcosa di positivo, vedo. Però aspetta, attenzione. Allora, guarda, abbiamo una prima linea già particolarmente impegnativa, perché c'è la carta della disgrazia, il cambiamento, la carta della gelosia, la speranza e la nemica. Dunque, comunque siamo di fronte a, come ripeto, questa è la carta di chi ha già colpito, siamo di fronte a un attacco già incamminato. L'attacco noi l'abbiamo percepito qui, capiremo forse chi è stato. È già la seconda volta che mi compare, prima e adesso. Dunque, però per quanto riguarda questa possibilità che venga oscurato veramente internet o che vengano tagliate le comunicazioni, non ne vedo una reale consistenza. Abbiamo delle carte abbastanza tranquille, c'è la carta del militare, dunque legato alla conversazione, dunque ci sono magari delle volontà imposte nelle notizie così che vengono date. Comunque ci sarà probabilmente non 3 giorni, magari qualche difficoltà, qualche sovraccarico, perché vedo qua i sospiri, dunque è possibile che avremo qualche disservizio, però la massima carta della stabilità che c'è nel mazzo, che è questa, la cosa costituita, che va preservata e mantenuta, viene subito dietro, dunque non vedo un reale, anzi anche la vecchia signora, un'altra carta che garantisce longevità, non vedo veramente questo rischio. Forse l'abbiamo già avuto questo rischio in realtà, adesso stiamo a vedere, però a mio avviso, eccola qua, questa è la carta di cui vi parlavo prima, vedete, questo è chi cerca di andare a colpire e questo è chi ha già colpito, dunque c'è probabilmente qualcuno che cercherà, o ci sarà un tentativo, però insomma al momento non ne vedo un reale pericolo, spero di non sbagliare, ok? Quindi praticamente il pericolo è questa egregora che qualcuno ha voluto costruire tanto per buttare benzina sul fuoco, insomma far traballare un po' le ginocchiette dei nostri iscritti. Secondo me c'è più dietro, sì, al di là del fatto di preoccupare poi persone che sono noi care perché sono nella nostra cerchia, diciamo che stanno facendo un po' di allarmismo, ma oppure comunque stanno cercando di preparare le persone. Io sono sempre dell'avviso che, perché ho sentito uno di questi video in lingua originale, e consigliavano, ma poi ci sono anche altre previsioni di altri proprio veggenti che parlano di questi 3 giorni di buio, che parlano, insomma ognuno cerca di interpretarli come può, e comunque adesso combinazioni 3 giorni di buio stanno circolando come 3 giorni di buio come 3 giorni di buio delle connessioni, delle comunicazioni, eccetera. Allora, fatto sta che avere a casa un po' di scorte di cibo anche più di 3 giorni non è da, come dire, non tenere in considerazione, meglio averlo, ok? Però diciamo. Esatto, Hilde, proprio a questo riguardo io consiglierei magari di mettere su qualche chiletto in questo periodo qua, anche perché vabbè che lo stress vi ha già indotto di insomma consumare le riserve che avete in casa, però qualche chiletto in più non sarebbe male per le persone perché libera un po' di stress. Quindi l'obesità non dico che andrà di moda, ma sarà una riserva sicuramente interessante, questi adipocidi sarà interessante per gli scossoni che arriveranno nei prossimi anni, perché voi lo sapete che questo disegno è un disegno che qualcuno ha preso proprio per via di questi passaggi planetari che sono a nostro favore, no? Però un consiglio, come ha detto Hildegard, una bella riserva, ma anche se mettete su qualche chilo,
non guasta, ve lo dice Marietto Veneziano, certo adesso se siete un po' fuori forma troppo, no, però qualche chiletto in più, magari qualche cuscinetto che va anche bene con, magari che avete anche più tempo alla sera. Questa, scusate la battutaccia del vostro Marietto, comunque, Ok. a parte questa qui che la Hilde me la lascia passare, vi consiglio delle riserve di acqua, chiaramente dei filtri per l'acqua, non perché vi toglieranno l'acqua, ma perché il semplice fatto che ci vuole acqua per sé. E poi una cosa importante è il circuito radionico che ci ha regalato nel 2005 Ruggero Moretto, che è gratuito, si può scaricare nel sito del capitano.intervista e anche nel gruppo di Legare Marietto Veneziano, e ci sono anche nel sito del capitano.intervista dei circuiti radionici che danno sia MSE che vitamina C. Questo è importante perché ci dà un rinforzo a livello immunologico. In più, Hilde, vuoi ricordare anche il famosissimo circuito che abbiamo fatto tu e io per via di rinforzare il sistema immunitario? Ah, sì, che però non ho portata di mano, però l'abbiamo fatto vedere in tante condivisioni recenti, e quello appunto per rafforzare le difese. Mannaggia, me lo potevi dire, non lo prendevo. Ma Hilde, lo sai che le nostre dirette sono live, noi non ci prepariamo di niente. Se dovesse passare un UFO, è un UFO, non è che è uno show alla Iuda Catella. Via. No, che tra l'altro proprio ce l'avevo sulla scrivania fino a 2 giorni fa, che poi mi è preso la smania delle pulizie di primavera e l'ho messo sull'armadio, per cui non ho agilità nel prenderlo. Va bene, perdonate per questa volta, va bene, la prossima volta prima della diretta ti informo La di questa volta, buca. Marietto, mi dici. Comunque lo possono andare a trovare nel nostro gruppo. Ricordiamo che i nostri iscritti sono i migliori del mondo, eh? Cioè noi abbiamo gli iscritti nel gruppo i migliori del mondo, quindi sanno già dove andarlo a trovare se non lo hanno già attivato. Vuoi dire qualche cos'altro ai nostri amici? Beh, intanto c'è una domanda molto, molto carina che non ho visto da chi è stata fatta perché la stavo guardando di là, ma vediamo se no, nemmeno. Comunque qualcuno ha chiesto se stiamo già vivendo questi giorni oscuri. Purtroppo come si chiama? Dal StreamYard, che è questo portale che ci permette di fare la diretta in coppia. Se non cliccate, vedete che in cima dove c'è il post della diretta c'è scritto I'm going live using StreamYard, va bene, però c'è un invito a cliccare un link. Se cliccate questo link, da quel portale noi riusciamo a leggere il vostro nome, e dunque colleghiamo il commento che fate al vostro nome, sappiamo a chi stiamo rispondendo. Ok, questo non credo sia un problema, non vi chiederanno cose strane, dunque, comunque sì. Come diceva il Marietto, per ora possiamo anche sorvolare sulle diete, e effettivamente la persona che mi ha chiesto se stiamo già vivendo un periodo oscuro, sì, questo è un antipasto, diciamo che poi ci lasceranno un po' tranquilli per un po', ma avremo purtroppo sia per transiti planetari, sia perché, Marietto, dillo che l'hai già vista tutta la storia. Ma sì, allora amici, a me quando avevo 15 anni mi hanno fatto vedere cosa succederà. Io chiaramente avevo 15 anni, me la sono fatta solamente sotto, no? Sarà dura, però noi ce la faremo, anche perché l'Italia, come vi ho detto, ha i migliori esoteristi del mondo. Abbiamo gente come la Hildegard, Pierini, la famiglia Rendel, il mago Alex e tantissimi altri, Maiorca. Abbiamo grandissimi esoteristi che stanno lavorando dietro le quinte, ognuno fa il suo, perché voi sapete che dietro ogni esercito, ogni glorioso esercito, c'è sempre un gruppo di esoteristi che lavorano a tutto spiano per poter difendere i propri confini nazionali e la propria patria. Quindi io non vedo che per l'Italia ci sarà grossi scossoni, cioè in confronto agli altri. Certamente anche qui qualcuno insomma avrà una salitella, però se seguite i consigli di Hildegard e Marietto Veneziano sarà un po' un traballamento. Sapete quando si va sulle montagne russe che si balla un po', ma voi chiudete gli occhi, seguite il video del Marietto Veneziano e Hildegard e non vi dovrebbe quasi succedere niente. E non andate a abitare vicino ai ponti, mi raccomando, perché sono i primi.
Allora, c'è un'osservazione che al giardino può fare orto e qualche gallina ovaiola. Sì, io direi che sarebbe opportuno rendersi anche indipendenti per quanto possibile con il riscaldamento, per esempio, perché noi non sappiamo bene in che periodo dell'anno la cosa potrà degenerare e dunque se dovessero esserci o incidenti o tagli di fornitura, come per esempio gas, come facciamo a scaldarci? Allora bisogna pensare a un sistema alternativo, qualcosa Sì, che sia, non sia sì, sì, dipendente da questo genere di servizi. E sì, col Marietto parlando era venuta fuori una stufa a legna di quelle che hanno la possibilità di avere un forno esatto, e sì, dei sì. fornelli. In un colpo si scalda la casa, se la si mette in una posizione centrale, è facilmente utilizzabile perché basta della legna e dico alla peggio uno va, taglia un Sì, albero e poi sotto la Ilde, se comunque proprio, dice, Ilde, se proprio uno non può sostenere quella spesa, almeno che si compri degli abbigliamenti tecnici da sci in cui si può almeno scaldare e poi cercherà di recuperare delle scatolette di cibo prefatto. Comunque esatto. un piccolo investimento lo dovete pur fare. Pur Allora fare il perché... pellet più o meno, perché se poi devi cucinare, a meno che non abbiano fatto delle stufe a pellet con la possibilità di cucinare, io non lo so, però No, ci sono, sicuramente ah, scusa ci Ilde, ci sono? sono, ma vanno a Sì, elettricità, quindi voi dovete pensare che l'elettricità esatto, sparirà per alcune ore e quindi chiaramente le stufe, le cucine pellet ci sono ottime, però sono sconsigliabili per questi periodi. L'ideale è una bella stufa a legna old fashion perché si cucina, si riscalda l'acqua e si riscalda la casa. esatto. Eventualmente non avete queste possibilità finanziarie o non siete in un appartamento e non avete anche la possibilità di installarlo, il vostro marietto vi consiglia delle belle scatole di metallo con dentro del cibo e proprio in questo caso qui dell'abbigliamento tecnico che così possiate almeno restare al caldo in casa perché se la patata bollente parte in novembre-dicembre ci sono 6 mesi di freddura, capite? Di tempi duri. È meglio avere Esatto, appunto questo genere di attitudine, cioè pensare a esatto, essere indipendenti dalla corrente elettrica, certo finché c'è, esatto, diciamola, qual è il problema, però esatto, sì. se dovesse essere interrotto qualche servizio, noi dobbiamo essere in grado di andare avanti serenamente. Dunque impariamo finché abbiamo appunto le connessioni, la rete, la luce. Andiamo a guardare anche quei video, ci sono un sacco di tutorial per la Esatto. pacificazione in casa, per fare le conserve. Ora abbiamo un sacco di tempo, portiamoci avanti. Alla peggio mangeremo con i nostri cari qualcosa di genuino, se non dovesse succedere nulla, ma se dovesse succedere qualcosa, siamo pronti. Ok? Esatto, Questo è poi lo spirito giusto, secondo me, con serenità. sì, anche perché al massimo fino al 2029, poi il 2029 chi è rimasto in piedi, cioè noi, cioè il Degare Marietto Veneziano e tutti gli iscritti, perché vi voglio Sì. ricordare che i nostri iscritti sono i migliori del mondo, mi dispiace per gli altri, ma io ne sono consapevole. E quindi tutti quelli che rimarranno con noi sentiranno le news dal 2029 in avanti, però adesso ci sono queste cose da affrontare insieme e mi raccomando non fatevi spaventare dai falsi profeti che purtroppo ne leggo di tutte e di più. Basta un abbigliamento tecnico oppure una bella, come si suol dire, stufa a legna, un carico di legna chiaramente, e poi tanta fortuna e voi siete... Qualcuno osserva che il 2029 è tantissimo. Beh, con alti e bassi non sarà sempre tutto negativo, ma non sarà Ah neanche no, sempre tutto positivo, questo è chiaro. Però a un colpo dietro l'altro molte delle strutture che adesso conosciamo cambieranno. sì, E, e dunque prepariamoci ad avere, cioè se noi siamo, l'essere umano è così, ha bisogno e ha dei bisogni fondamentali. Quali sono i bisogni fondamentali? Sono star bene, avere la pancia piena e la serenità dei propri cari al sicuro. Dunque, se noi ci prepariamo per avere queste tre cose, dunque star bene e dunque lavoriamo da un punto di vista della salute, ma anche della salute psicologica, dunque abbiamo detto appunto vitamina C, melatonina, una vita sana, regolare, dunque se già lavoriamo in questo senso e
ci mettiamo al sicuro lì, dobbiamo preoccuparci poi solo di altre cose, dunque abbiamo il tempo anche di preparare, accumulare un po' di cibo, anche in più riprese, mettiamolo lì, quello in scatola, come diceva il Marietto, perché a parte durare più anni ha anche una protezione, cioè per come è impacchettato, per il packaging che ha, è più sicuro, no? Dunque, bene, ci mettiamo avanti così, cerchiamo di essere indipendenti anche dalle forniture esterne. Ha fatto una giusta osservazione, chi parla di orto, sì, coltivatevi l'orticello, mettete qualche gallinella, tutto quello che potete fare è una cosa che, perché no? Ora abbiamo quel tempo di fare queste sistemazioni, perché stiamo già annusando nell'aria qualcosa, dunque o che succeda o che non succeda, diventare indipendenti comunque sarà per noi un vantaggio. Marietto, chiedono, è il caso di comprare anche tende da campeggio e kit di sopravvivenza? Bravissimo, bravissimo. Ecco, questa è una domanda intelligentissima, perché sapevo che lo volevano fare tutti, i miei iscritti, però lui l'ha fatta ed è giusto questo qua. Se adesso io, a parte la battuta, sì, la tenda bisogna averla e anche un sacco a pelo, perché ci saranno dei momenti, molto probabilmente, io ripeto, sono sicuro che con il cerchio la protezione di Hildegard qualcosa, e con l'aiuto degli altri esoteristi, l'Italia supererà questo scoglio. Però, da come ho visto io, ci saranno delle nazioni che verranno in certo senso spiallate e farà tremare le gambette anche il vostro Marietto. Quindi, se voi avete un attimino di qualcosa in più, una marcia in più, se siete già abituati a fare il campeggio, non prendete camper, perché se vi dovete muovere le strade le bloccano. Dovreste avere una moto, una bici, cioè mezzi che si possono usare e possono spostare le persone in modo facile, e un'attrezzatura proprio survival, cioè praticamente tutto quello che vi può servire per essere indipendenti per qualche giorno. Vi voglio ricordare una cosa: quando succedono dei momenti molto importanti, le persone cambiano subito nel raggio di 2 giorni. Voi avete visto adesso qualche piccolo colpo di tosse e già si cominciava a sentire sul web rivoluzionari di qua e di là. Io vi dico, il nostro governo sta facendo il massimo che può fare con le forze in campo che ha. Chiaramente sono partiti subito denigratori di qua e di là, ma noi siamo sotto attacco, cari amici. Questo attacco è partito da ovest, no? E l'abbiamo, come si dice, assorbito bene, ma non è l'unico attacco, ce ne saranno altri. Io ho piena fiducia sia negli esoteristi sia nei militari italiani, che sono i migliori del mondo dal mio punto di vista, e sia praticamente il popolo italiano. Purtroppo in mezzo a questo popolo italiano ci sono dei pecoroni e purtroppo anche mancanze di conoscenza un po' stereotipate. E quindi quelli bisogna proprio isolarli, perché stanno aiutando l'egregore del nemico. Dovete stare attenti a non seguire certi pecoroni che rinforzano l'egregore del nemico. Invece, se voi vi costruite già un piccolo nucleo dentro di voi, già una piccola mappa mentale per i prossimi tempi che arriveranno, con una tenda, con sacco a pelo, con maglieria e indumenti tecnici che non sono di sopravvivenza, sono attrezzature sportive che danno sempre però un po' di autonomia appena si sentirà il primo petardo scoppiare. Il nostro governo, ve l'ho detto, sta facendo il massimo, ma è sotto attacco, e l'hanno attaccato in un momento e con un sistema veramente difficile da arginare, però si sta, come si dice, comportando benissimo, no? Fa finta di credere che questo virus è una cosa naturale e ce l'ha mandato giù il Padre Eterno. Addirittura il Santissimo ha incominciato anche a camminare per Roma da solo. Quindi capite, cari amici, tutto ciò che vi rende indipendente per i prossimi anni e vi dà una certa autonomia a livello fisico per almeno i primi 2 o 3 giorni del colpo. I primi colpi per alcune persone impazziranno. Come facevo già nell'altra pillola, la classe media, alcuni della classe media per questo virus in casa vanno in giro con la mascherina. La mascherina, cari miei, il virus non può fermarli perché sono così piccoli che passano dentro come un'autostrada. La mascherina il vostro Marietto la mette non tanto per il virus, ma perché sennò vi faccio partire il vostro antivirus, quindi del computer. Quindi per voi l'ho messa, Quindi, cari amici, noi dobbiamo rimanere indipendenti, non farci lavare il cervello da questi, come si dice, profeti di sventura, credere nel nostro governo, che vi dico che sta facendo, da come ho visto io a 15 anni, cioè adesso ne ho 55, e quindi vi dico che sta facendo il massimo per arginare
questa situazione degradante. Dico anche che il Degarda con gli altri esosteristi si stanno muovendo in grande stile, silenziosi, senza fanfare e fuochi d'artificio per passare da eroi, ma stanno lavorando gratis, lo ripeto gratis, per il popolo italiano. Ma ho detto queste due paroline per allacciarmi alla tenda canadese. A te, Hilde. Sì, c'è una domanda, aspetta, io credo all'aiuto degli esseri di luce di altri pianeti. Tu che ci dici che gli esseri di luce degli altri pianeti ci schifano, se mai esistono? Oh, Hilde, è una nostra scritta? È una nostra scritta, non ci credo, non ci credo! Sì. È una nostra scritta? Allora, purtroppo ci hanno riempito la testa queste scemenze New Age, non esiste che qualche altro venga volontariamente a interferire con i piani divini. Se lo fanno sono del basso astrale, nessuna luce. Esatto, sì. Sì, esatto, scusa, Hilde, devo intervenire anch'io perché qui parla. Siamo alle comiche finali. Allora, cari amici, si vede che non ho mai visto le mie pillole. Il problema di base è che noi per 1700 anni siamo stati bombardati dalla lingua latina, e cioè praticamente ci hanno imposto che il Salvatore deve sempre venire fuori dalla porta di casa, l'erba del vicino sempre la più verde. Per fortuna a un certo punto, 100 anni fa, sono arrivati i teosofici e ci hanno spiegato che invece l'erba del vicino non è fuori di casa, ma è dentro noi stessi. Lo facevano dire anche il Cristo qualche anno fa, quando ci diceva che il regno dei cieli è dentro di noi e bisognava cercarlo noi. Quindi diciamo che il latino ha storpiato un po' i Vangeli, e purtroppo questa New Age cavallante di vogliamoci tutti bene, angeli colorati, astronavi che stanno fuori, che insomma, quinto piano, che quando tu senti parlare questi qui del quinto piano sembra di parlare con uno, sai quelli degli alberghi, no? 5 stelle, 7 stelle, che tu arrivi, scusi, che piano vuole andare? Schiaccia lui. Amici, non c'è nessuno che vi viene a togliere il cotone. Avete capito? Siete voi che la mattina vi dovete aprire gli occhi, la serranda, e incominciare a accendere la materia grigia e andare a cercare la soluzione che sta dentro di voi. È gratis. E il Degarda e il vostro Mario Veneziano sono qui per questo. Purtroppo il pedalare è l'unica cosa che serve, ognuno per sé. Esatto, sì, e sì. Se ognuno fa il suo, tutti abbiamo contribuito. Tutti. Esatto, sì. E noi siamo qui, il Degarda e Maria Veneziano, in prima linea, non tanto per aspettare gli angeli di luce, gli extraterrestri, i marziani, i venusiani, perché sapete ogni 20 anni ne esce una nuova, no? Quando ero piccolino io stavano aspettando i venusiani e i marziani, adesso passate di moda, stanno arrivando gli angeli di luce, i foni, insomma ce ne sono sempre gli stessi nomi. Esatto, poi tra l'altro alcuni sono proprio entità del basso astrale, hanno cambiato tipo Astaroth. Allora, io non so se la stessa persona che ha fatto la domanda per ci siamo solo noi nell'universo intero, secondo te grazie? No, è chiaro che no. Ma le entità di altre sfere planetarie, di altri livelli di coscienza, se non sono qui per interferire col piano divino e con quello che è il nostro karma. Loro e ciascuna di queste entità o forza che dir si voglia ha un suo compito e fa solo quello. Solo quello. Al massimo noi possiamo chiedere che determinate entità, ed è quello che viene fatto durante la ritualistica, ok? Noi possiamo chiedere a queste entità qualcosa che è nel loro ambito e raggio di azione, nelle loro competenze, ma la richiesta deve essere fatta da noi e noi dobbiamo poi andare incontro alla richiesta fatta, cioè non è che c'è il cambiamento, non è così. Non è così e nemmeno intervengono, non possono intervenire, non è quello. Ci sono degli equilibri e nessuno si azzarda a violare quegli equilibri, meno che mai gli esseri di luce, se sono di luce. Capite? Se sono di luce, esatto, sì. Allora, dovremmo fare anche scorte di acqua, Marietto? Oh, certo, di tutto quello che si può, di tutto quello che si può, mal che vada. Che bollendo l'acqua, gli antichi ce l'hanno sempre fatta, dunque. Esatto, sì. E vi voglio ricordare un'altra cosa, che i rabdomanti, cioè i radiestesisti, il loro boom, diciamo così, è stato con l'esercito romano, perché 2000 anni fa, quando andavo in giro per conquistare l'Europa, il mondo conosciuto di allora, quando spostava 20-30 mila soldati aveva bisogno di trovare l'acqua, e allora si chiamavano rabdomanti e usavano questi personaggi che con i loro
attrezzi riuscivano a trovare l'acqua nel sottosuolo. Quindi capite che la radiostesia è una delle materie, diciamo, più antiche che si possa conoscere attualmente, diciamo così, no? A livello vibrazionale, no? Boh, ecco tutto. Senti, io penso che per oggi questa mezz'ora extra che abbiamo fatto possa bastare. Cosa ne pensi? Sì, voglio solo rispondere al volo a un'altra domanda. Per quanto riguarda l'istruzione per i bambini e i ragazzi, cosa succederà e cosa consigli? Allora, al momento si stanno abbastanza organizzando le scuole, chi meglio, chi peggio, comunque la cosa sembra reggere. È possibile che quest'anno alcuni saltino l'esame, qualcuno lo facciano solo, alcuni lo facciano soltanto online, con qualche... Insomma, l'istruzione per ora comunque riprenderà, perché abbiamo detto ci saranno degli alti e bassi e non è che dall'oggi al domani ci troveremo in tempi di guerra. Comunque lo siamo già, la stiamo vivendo in modo particolare, in modo strano, ma in fondo il clima che si respira è un clima bellico alla fine, solo che ci fanno vedere il virus come il nostro nemico. Diciamo così che stanno orientando la nostra mente in quella direzione. Per quanto riguarda l'istruzione, ragazzi, io penso che si tratterà di fargli imparare le cose fondamentali, anche la vita e l'esperienza, cioè coltivare, dar da mangiare alle galline, prendersi cura, procurare la legna, cioè tutte le cose che saranno veramente le cose che ci daranno sostentamento, libertà, serenità e saranno le vere lezioni di vita, ok? Poi si vedrà, non ci allarmiamo, cosa succederà? Prendete anche qualche libro interessante, perché così passeremo magari del tempo con i ragazzi anche in modo costruttivo. Bene, io Marietto penso che abbiamo detto tutto, cosa ne dici? Abbiamo detto. Ma io l'ultima cosa che voglio dire proprio in chiusura, Hilde, è di ricordarvi ai nostri amici che ci seguono, ai nostri iscritti, che sarebbe bello scaricare l'ebook dell'Avvocato Ceratini, così da poter attivare i vari circuiti. Vuoi dirlo te, Hilde? Sì. Allora, già anni fa il Marietto, che sapeva già a cosa andavamo incontro, ha predisposto un PDF di protezione per l'Italia, che appunto contiene 6 circuiti di difesa e praticamente abbiamo dunque questo ebook che potete mettere stampando già e attivare. C'è chi l'ha già attivato negli anni, dunque si sta creando questa maglia, questa rete e diciamo che la andiamo a rafforzare. Poi c'è scusa Marietto, ma c'è un commento, però non vedo chi lo ha scritto perché su questo portale qua, su StreamYard, non si vede. Allora, io sinceramente la materia grigia l'accendo. Ho avuto io stessa un'esperienza personale e mi dispiace che proprio tu non creda a certe cose chiamandole ridicole. Sono una tua iscritta, ma non sono stata mai limitata nel credere a chi ha altri canali di visualizzazione. Marietto, tu che hai anche avuto queste esperienze, perché non spieghi di cosa si tratta? Perché purtroppo... non è che hanno inventato gli extraterrestri adesso, non so cara utente o caro utente. Gli extraterrestri sono da sempre conosciuti nelle cerchie esoteriche come geni, come entità, che poi si possono materializzare. Ma questi che vengono a rompere le scatole non sono certo esseri di luce dell'alto astrale. È questo che voglio fare capire. Sì, veniamo regolarmente attaccati di notte, di giorno, abbiamo spiegato tante volte fare il cerchio di fuoco, proprio perché ci sono, noi le conosciamo queste realtà, ma vi stiamo dicendo che non sono qua per aiutarci, questi sono qua per rompere, per succhiare le nostre energie, non è che non esistano, voglio solo invitarvi a capire che non sono ET, non sono extraterrestri che arrivano dalle Pleiadi o da chissà dove. Queste sono entità dell'astrale terrestre, del basso astrale terrestre. Diamo a Cesare quel che c'è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Esatto, e poi scusa Hilde, aggiungerei un'altra cosa, è bella l'osservazione che ha fatto questa mia iscritta, bravissima, resta sempre iscritta, però il problema è che queste entità sono così forti che possono prendere qualsiasi tipo di forma
e sembianze, poter far credere quello che vogliono le persone. Una cosa interessante è che chiunque vede delle fotografie degli UFO di qualche anno fa, degli anni 60, aveva praticamente la tipologia di sagoma delle macchine di quel tempo lì. Oggigiorno la tipologia degli UFO che si incontrano extraterrestri hanno la fisionomia, la fisiologia del periodo di questo secolo qua, di questo periodo qua. Quindi sono praticamente entità che si camuffano, no? Che si fanno passare per angeli di luce, nella realtà si conoscono benissimo, ma sono entità del basso astrale. Quelle dell'alto astrale, per poterle chiamare giù, bisogna essere delle anime limpide, non si può canalizzare un'anima, scusate, un'entità altissima, bisogna fare delle procedure che richiedono ore e ore e ore, e bisogna essere delle anime di conseguenza. Cioè, vi spiego meglio, non è che loro scendono, è l'esoterista che sale, quindi dico verso l'alto, quindi tutto quello che scende per forza di cose è basso, perché quando noi cerchiamo di collegarci con delle entità superiori, non è che loro scendono, siamo noi che saliamo. E allora, voi dici, Marietto, scusami, ma loro non vengono per deviare il karma, ma per avvisarvi. Ma scusa, forse non ci siamo capiti. No. Allora, non ci siamo capiti. Loro non possono, cioè loro sono bassi. E qualsiasi scuola esoterica, adesso io qui non voglio fare un dibattito esoterico perché questo qui è incentrato sui tempi che stanno avvenendo. Sì. Esatto. Però abbiamo fatto fra Hildegard e Marietto Veneziano qualcosa come 800, ve lo ripeto, 800 video, 800 pillole, dove abbiamo parlato di tutto e di più di queste entità. Quindi se noi vogliamo conoscere le entità alte, no, dobbiamo essere in grado di salire. Ma chi è che sale? Le anime antiche. Le anime giovani purtroppo credono agli extraterrestri, questi angeli di luce, che poi nella realtà loro non interferiranno mai, quelli alti. Quelli bassi sì, perché ci vogliono tenere incatenate qua. Capite? Certo. Il problema è che loro giocano. Poi c'è anche da dire una cosa, attenzione, non c'è niente non si muove foglia che Dio non voglia, nel senso che se questi vengono a disturbare, comunque sono nell'ambito di un compito che avranno, probabilmente il loro compito non è tanto solo di disturbare, ma di stimolare in noi qualche forma di comprensione. Io questo lo comprendo benissimo, però appunto perché comunque certuni vivono esperienze di disturbo e magari le pensano e le interpretano come essere stati prescelti in qualche modo, e vi dico vi lasciate trascinare e deviare, perché non è una crescita interiore questa. Cioè, loro vanno contenuti, non devono interferire, non dovete vivere la sindrome del prescelto, perché quella vuol dire finire di crescere spiritualmente, e capire che questi sono comunque hanno il potere di interferire, e dunque se ce l'hanno è perché noi glielo concediamo. Nel momento in cui mettiamo dei paletti e dei limiti, noi abbiamo preso una lezione, che è quella di tutelarci, perché siamo noi che abbiamo il compito di tutelare la nostra anima, il nostro spirito e la nostra crescita spirituale. Certo, c'è questa forma di fascinazione, c'è questa volontà di entrare in contatto con queste forze, è una parte del percorso spirituale, forse in molti la vivono, però non perdiamo mai gli occhi dall'obiettivo. L'obiettivo non è interagire con queste forze, perché sono basse. L'obiettivo è diventare uno con la sorgente. Esatto, ritornare a casa. Il ritorno a casa, Reshimot, punto. Esatto. Punto. Spero di aver chiarito la mia posizione. Poi registri akashici, quello che parli, le esperienze ce ne sono miliardi, cara persona, miliardi, ognuno ha le sue, ma non si vive per l'esperienza, si vive per tornare a casa, non perdere questo obiettivo. Questi discorsi qui di angeli che scendono, insomma, sono tutte forze divine, tutte, dalla più alta alla più bassa, sono tutte forze che contribuiscono alla realizzazione di questo piano esperienziale.
Quelle alte hanno un compito e sono compiti costruttivi, quelle basse hanno compiti disgreganti, distruttivi, ma perché il ciclo della natura stesso è fatto di nascita e morte continua, e loro devono fare solo il loro compito, punto. E noi imparare a conoscerli in quella direzione. E le dico l'ultima, vai, poi dopo chiudiamo perché abbiamo straforato. Più o meno quando avevo 15 anni, cioè praticamente sto parlando di più di 40 anni fa, questo avvenimento di New Age, questi correnti spirituali costruiti a tavolino negli Stati Uniti, me l'avevano preannunciato. Quindi questo è tutto un disegno già costruito prima ancora che nascessi io. La nostra fortuna è che i cabalisti dal 1995 hanno avuto la grazia della Keter di poter divulgare tramite internet i libri di Kabbalah. Cioè, fino al 1995 l'umanità era in bilico. Adesso questo corrente di New Age, che chi più ne ha più ne mette, perché ogni settimana ne nasce un nuovo di santone, chi con le stimati, chi che vede gli angeli colorati di tutte le specie, sono dei depistatori, ma nella realtà la Kabbalah certe cose le diceva millenni fa. Ma certo. Già ma 300... allora, Marietto, il semplice fatto, e questo lo dico non perché sto parlando con te, ma a favore dei nostri iscritti, il semplice fatto che sono millenni che nella pratica ritualistica per contattare qualsiasi entità, o che sia bassa tramite l'Ars Goetia, o che sia alta tramite l'Almadel, cioè comunque per entrare in contatto con queste entità c'è tutta una serie di preparazioni e di precauzioni da prendere, grandissime precauzioni. Non è mica un caso che hanno trasmesso tutte quelle attenzioni e tutti quegli strumenti dell'arte, tutta quella preparazione, digiuni, preghiere, meditazioni, e poi adesso arriviamo e ci facciamo contattare così, cioè voglio dire, se ci hanno trasmesso che servono tutte queste protezioni, allora... Esatto. Ci sarà un perché. Esatto. L'ultima cosa, allora, anche l'idea di noi pulire il mondo è un'altra farloccata New Age. Noi puliamo noi stessi. Al massimo puliamo noi stessi. Perché pulire il mondo non è nel nostro compito. Pulire il mondo è il nostro mondo interiore e di riflesso puliamo il mondo in cui viviamo. È un'illusione dell'ego pulire il mondo. Capitelo bene, che è una trappola dell'ego. Noi puliamo noi stessi. E questo è il compito che ci viene richiesto, perché se già riusciamo a pulire noi stessi e a diventare il Cristo e non la venuta di un Cristo esteriore, ma il nostro Cristo interiore, che è il Cristo che veramente ci salva, allora noi abbiamo corretto il mondo. Perché questo è l'unico compito che ci viene chiesto, e credetemi, ci vogliono vite e vite, altro che... Esatto, esatto. Va bene, Marietto, siamo passati dal Covid a... Sì, Ilde, è bello che tu mi hai detto massimo mezz'ora. Ilde, mi si sta scaricando la batteria. Cazzo. Cara Ilde, io saluto i nostri amici che ci hanno seguito. Grazie per averci seguiti. Alla prossima. Ciao a tutti, grazie. Chiudo io. Ciao.